In piazza Marconi perché abbiamo deciso di riportarlo qui in centro a Valdobbiadene a causa dei lavori che abbiamo fatto sulla pista di atletica, l'abbiamo risistemata e quindi abbiamo deciso, visto che nel Paglio si portano anche le piscine, si portano strutture abbastanza importanti e dei lavori per l'allestimento pesanti, abbiamo deciso lasciamo tranquilla la pista di atletica e riportiamo il Paglio in piazza. Mi dispiace un po' perché il campo sportivo era la sua location ideale, però insomma siamo tornati un po' come qualche anno fa qui in piazza. Stasera, sabato sera, si decide il Paglio, ieri venerdì c'era il Bigolino in testa, oggi sembra che ci sia una rimonta del San Giovanni, della contrada diciamo più forte in assoluto del Paglio di Valdobbiadene, l'unica che si è portata a casa una statuetta. Un bel lavoro quest'anno anche con i tempi perché abbiamo avuto veramente una bella squadra, ringrazio la squadra ovvero Marco Tasso, Marco Deni insieme a tutti i loro collaboratori per aver strutturato molto bene questo a livello appunto di logistica, ma ringrazio anche il presidente Giovanni Vendramin e tutti i 12 capicontrada con i loro vice, con le loro contrade per essere stati qui a Valdobbiadene, per aver appunto lavorato per un anno, perché noi iniziamo a ottobre a fare le riunioni e ci hanno sicuramente messo molto impegno e passione. Non vedo un po' l'ora che finisca il Paglio perché da ottobre che si fanno riunioni e l'impegno per questi 2 giorni che sembrano volare via poi quando è qua è veramente molto e è veramente faticoso. Però queste sono anche grandi soddisfazioni quando vedi ieri sera e stasera che le cose vanno via bene, vanno via lisce e le squadre sono contente, i giocatori, i 200 giocatori giovani di Valdobbiadene che si aggregano qui per condividere questo momento è una cosa importante, quindi ecco. Quello è sicuramente lo scopo e l'obiettivo, essere qui in piazza e far festa tutti insieme. Devo dire che sono veramente soddisfatto di aver riportato questa manifestazione nel cuore della città. Non posso che essere felice di vedere così tanti giovani che si danno da fare, che si impegnano nell'organizzare, nel pianificare i giochi e nello sport, nei capicontrada che mi aiutano tantissimo, nel comune che mi è sempre vicino, nei giudici di Ponzano che per il secondo anno si sono confermati nostri collaboratori, significa che stiamo andando nella direzione giusta. È davvero un onore guidare questo gruppo, sono veramente contento di fare questo per Valdobbiadene. Quali sono le emozioni? Tantissime, è il regalo più bello che potessero farmi. Sono contenta perché siamo un bel gruppo, siamo tutti amici, non siamo una contrada ma praticamente viviamo tutto l'anno insieme, essendo comunque un paese di 500 abitanti, siamo felicissimi. Organizzazione impeccabile, veramente bellissimo. Una grande emozione, quest'anno il Paglio è tornato in piazza e così avete conquistato il 5° successo. Esattamente, io credo che il Paglio in piazza sia una cosa indescrivibile, si provano tantissime emozioni, hai più contatto col pubblico, è una cosa veramente fantastica.